gas, che facciamo? Che cos'è? Firenze, abbiamo capito, ma non ci interessa. Stanno parlando, la partita dove sta? Che vogliamo fare? Io pago. Non è che è il pezzotto che qua si paga. Forza, sistemare. No, pure è buono, coso. Quentin Tarantino è uno dei miei preferiti, ma non importa. Che è successo? Abbiamo beccato un'altra formazione 11 su 11. Forza, forza, che poi dobbiamo parlarne live subito dopo. Forza. Koulibaly subito, bene. Perché lì c'è la sfida Zaniolo-Mario Rui e quindi doppio lavoro. È chiaro. Vai Ossi. Mamma mia, tra le linee, meno male. Buono. Eccolo. Bravo Politano. Eccolo. Mamma mia. Ah no, mamma mia. Ho visto una roba di vuotismo. Il vuotismo si è fatto male. Vabbè, una carica al portiere. Bravo Simen. Questi giocano in continuazione la palla lunga. Bravo Mario Rui. Perché Zaniolo è così e Mario Rui è così. Non è una questione, è normale. Sfruttano. Bravo Fabian. Brutta palla Ramani. Brutta palla. No, l'ha toccata Di Lorenzo. È uno schema, è uno degli schemi. Si vede dappertutto questa cosa qua. No, non esiste. Mi incazzo, si vede su tutti i campi, si vede su Instagram. Di Lorenzo gliel'ha toccata e mi dispiace. No. Noi prepariamo gli schemi di Instagram, quello dei Reels. Li prepariamo tutti, quel Borussia Dortmund, cose, si fa. Osimhen! Bravo Zielinski! Anghisa sveglia, Sveglia come sveglia Osimhen. Bene. Eccolo! Oh! Cominciamo con i falli inventati. Fai bene a ridere Osimhen perché devi solo ridere in questi casi. Vai. Proprio ammonizione. Ammonire? Ammonire qua. Quello può tirare a porta. Cioè ammonisce Mourinho. Ma tu devi ammonire il difensore che ha fatto fallo da dietro. Ma che scherziamo. Superato secco. Fallo netto. E non ammonisce. Di Lorenzo, si poteva anche chiamare il fallo qua. Non usare le mani inutilmente. Vedi? La mano dietro la schiena. No, fallo di Lorenzo. Io dico tutte le cose. Mamma mia! Clamorosa. Secondo me non è proprio perché è mezzo infortunato. C'è anche il contatto con Rachmani, fuori aria prima del tiro. Non gli aveva dato l'autorizzazione. Madonna mia, proprio roba dozzinale proprio. Deve uscire pure di nuovo. Arbitro, così nervosisci tutti. Non ci siamo. Adesso puoi entrare. Io chiaro. Bella palla, sì. Dai, Poli, ci arrivi. Bravo Vigna. Bravo, ce l'hai. Ma la maglia si tira e perde l'equilibrio. Bravo Di Lorenzo. Mourinho, che te li marchi? Torna nella tua area di rigore. Madonna mia, cielo fuori. Veretù, bravo Veretù. È pulito. Ma miracolo di Rachmani. Se Politano ha pigliato la gomitata, mi rimangio il Veretù pulito. Me lo rimangio, però me lo devono far rivedere. Sta troppo solo Osimhen là davanti. Dai Zielinski, riempi. Eccolo. Tira forte. Troppo forte. Era fuori gioco. La Lollo. L'hanno spinto 3 volte. Ancora fuori gioco. Fabian io sta giocando proprio bene. Bravo. Tiraggino forte. Questa è la famosa voragine. Bravo Koulibaly. La famosa voragine tra le linee, perché Anghissà segue Veretù fino alla fine e si crea la voragine. Attenzione. Delizioso Insigne, delizioso. Dai. Bravo. Che peccato. Bravo Di Lorenzo. Che è successo là mezzo? Vittorio, non ti fare provocare. Vedi, deve arrivare Koulibaly. Vittorio, non ti fare provocare. Cioè, quello gli dà una gomitata in testa, no? Vediamo che cosa succede dopo. Proprio gomitata in testa da VAR, da controllo VAR e poi fallo. Andiamo avanti. Mamma mia, proprio bam. E là lui reagisce e lui poi simula. Perché c'è tutto. C'è la gomitata, c'è la reazione che Osimhen non deve fare e la simulazione poi di Mancini perché spera che lo espel. Bravi. Niente, se n'è andato. È più la paura, dai Zielinski, è più la paura.
Ok ragazzi, dovete lasciare i like, quelli là che servono per migliorare un po' nel secondo tempo. Ha funzionato l'altra volta, perché poca roba. Dai, partita equilibrata. Like, i like subito. 600. Se poi uno poi la finale, dipende dalla finale della partita il numero. 600. Second stanza, the second stanza. Bravo Fabian comunque, gioca proprio a un tocco. Vattene Osimhen, vattene. Non c'è nessuno in aria, è chiaro, devono riempire. Serve Mertens, serve lo stesso Elmas, attenzione. Bene Fabian. La ripresa è fallo. Signor arbitro! Bravo Anghissà. Vai Zielo, vai lo strappo. Ehi. Ma no, signor arbitro. La volè tiro. No, da là non mi sembra il caso, però eccolo. No! Brutta palla, senza proprio pensare. Che è successo? Sono due le cose. O sei morto che hai avuto hai messo male il piede a terra? Ah, sì, cadendo coi tacchetti sopra il polpaccio. Boom! Ma io non lo voglio. Non lo voglio perché mi cago sotto di più. Quindi meglio di no. Non lo voglio. Da Mario Rui che spiega in portoghese allo Special One. È il nostro Special One, Mario Rui. Ancora ammonizioni che volano in panchina. Signor arbitro, sei proprio... Mamma mia. Io di solito non mi focalizzo sugli arbitri specifici. Questo qua proprio va oltre. Quindi facciamo conto che non è successo niente. Vabbè. Io direi fateceli sbagliare i rigori, cioè però dateceli. Poi la cosa solita è però devi sempre segnare. Datecelo, fatecelo sbagliare, poi noi facciamo i post su internet, su Insigne, su Insigne, però datecelo. Baron! No! No! La palla di Fabian Ruiz, ragazzi, mamma mia. E Karsdorp ha fatto un miracolo. Maron! Attraverso. Vedete che i vostri like funzionano, che poi il secondo tempo va meglio. Approfitta! Non fa niente. Bravo! Esatto, Anghissà! Bravissimi! Così ci state mettendo nella scatola della partita tutte le cose. Dai! Questa era brutta proprio, Cioè è bella però brutta per noi. È bello Mario. Massa, veramente non era fallo. Proprio veramente non era. Ottimo. Ah, l'ho vista dentro, mi ero rassegnato. Ah, mamma mia. Mi ero rassegnato, veramente. La legge del calcio. Gol sbagliato, fuori gioco. Questa è la legge del calcio. Ma c'è Anghissà. Bravo Fabian. No, non è mai fallo. Basta. Ospina, c'hanno scarspasiata la mano. È finita. Il coraggio di Ospina, sempre premiato con piccoli infortuni. Mourinho, non distrarre Insigne. Stanno facendo i cori per Spalletti, per questo lui sta così. Voglio Insigne, no. Da Mourinho è pazzo. Ma mo per far entrare Mertens deve uscire Insigne. È l'unico che può uscire. Lozano, bravo. Va bene, Ramani, va bene. Lo show di Mourinho. Dove l'ho detto. Elmas! Oh! Non ne approfittiamo mai. Ma Koulibaly. Dai, il calcio d'angolo. Bella palla di Fabian. Guarda Koulibaly come si è arrabbiato. Lui ci crede ancora. Secondo me qualcuno si sta accontentando un po' del pareggio. Forse qualcuno anche a casa. È un po' quella paura. Ma non mi accontento io! Non scherziamo con le linee. Era arrivato. Mancini come è scorretto, veramente. Guarda il lancio di Ospina per Lozano.
Anche so. Fino in fondo. Straordinario anche sa. La rissa di Mario Rui. No, però il fatto che c'hai un calcio di punizione e non lo sfrutti e quasi rischi, questo è male. Perché costringi Mertens a spendere il fallo. Speriamo sia giallo. Vedi come si è incazzato Spalletti? È chiaro. E va bene, signori miei, non si perde, non si vince. Per la prima volta in tantissime partite non si segna. È stata una battaglia molto equilibrata. Lasciate i like, possiamo arrivare a 0, 0, 0 più 0, 1000 like. No, sono impossibili 1000 like. Però che ne sai? Che ne sai? La sfida è per voi. 1000 like per poi parlarne live, perché mi dovete dire cosa ne pensate. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non si perde. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.